quindicenne ferito dalle schegge di vetro nell'assalto di ladri in casa sabato sera annuale, il racconto di quei momenti e lo sfogo, ora siamo terrorizzati. Spaccate razzie in 3 minuti nel mirino, uno dei negozi del lusso di Padova, il Duca d'Aosta, sparite borse e accessori per decine di migliaia di euro, il ladro immortalato dalle telecamere. 15 indagati per 25 truffe o tentate truffe agli anziani, 2 differenti indagini dei carabinieri di Treviso. Dalle vittime i malviventi si sono fatti consegnare contanti e gioielli per oltre 170.000 euro. Allarme bomba al centro commerciale Tiziano di San Biagio di Callalta. Il 57enne autore della telefonata, riconosciuto dalla voce denunciato, vuole vendicarsi per una presunta ingiustizia da parte dell'INPS. Morbo del Congo, nasce una task force al Ministero della Salute per monitorare la situazione. Il caso non ancora accertato di un paziente a Lucca ha fatto alzare l'allerta. Spettacolare dimostrazione dei volontari del soccorso alpino e speleologico di Belluno che nel giorno del conferimento della cittadinanza onoraria si sono calati dal campanile del Duomo. Il tuo presepe, già tantissimi video delle vostre natività arrivati in redazione, da questa sera le vostre creazioni in onda nel nostro telegiornale. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Ed ora siamo alla cronaca, momenti di terrore annuale dove sabato sera dei ladri hanno tentato di entrare in casa nonostante all'interno ci fosse una famiglia. Un quindicenne è rimasto ferito dalle schegge dei vetri, la mamma, qui tutti. Ora abbiamo paura. Tutti hanno paura, sì, nelle zone qua hanno tutti paura perché sono stati, qua a Cappelletta sono stati varie volte entrati anche con gente a casa, sono tutti terrorizzati. Se a Cappelletta di Noale molti residenti non si sentono tranquilli da tempo, dopo quanto accaduto sabato sera poco dopo le 23 a una famiglia residente in via Santa Margherita, la paura è cresciuta. A raccontare la serata di terrore la donna che insieme alla sua famiglia ha vissuto momenti di angoscia. Mio figlio che si rivolge, che vede l'entrata del portoncino proprio da disteso dal letto, chiama con una voce e dice papà. Da come l'ha detto ho capito, ho intuito, stessa cosa mia figlia ha sentito la voce e siamo subito arrivati in entrata, siamo subito arrivati davanti al portoncino. Mio marito, si vedevano le ombre da fuori. A separare i 4 dai malviventi solo il portoncino d'ingresso a vetri, mentre la figlia della coppia chiamava i carabinieri. Mio figlio tutto a un tratto vedendo ha detto sono ancora là, non sono andati via, ha cominciato a dare 2 pugni al vetro, ha dato 2 pugni al vetro e si è girato e ha cominciato a prendere un sacco di sangue che pensavo, da dove ho visto i tagli, pensavo il peggio. Solo una volta in ospedale è stato chiarito che le vetrate non le aveva sfondate il quindicenne. Io l'ho battuto, ma chi ha sfondato il vetro? Non sono stato io, è stato il pugno che è entrato. Ma scherzi, ho detto il pugno, perché hai visto il pugno? Certo che l'ho visto, era dentro, ho detto, ma noi che eravamo dietro non l'abbiamo visto il pugno, perché lui è proprio davanti al portoncino qua. Quindi mi ha descritto il pugno. Nel frattempo c'era queste persone e l'altro che c'era aveva una pila piccolina che puntava dentro sulla serratura per aprire la serratura e secondo noi l'intento era di venire dentro anche quando noi eravamo dentro. Nemmeno la presenza dei 4 familiari sembrava farli demordere. Quello è la cosa più spaventosa. Loro in ogni caso cercavano di entrare in tutti i modi e dopo non so, siccome ci sono stati dei schizzi di sangue anche esternamente, si sono fatti male anche loro, oltre che mio figlio parecchio. Seppure sotto shock, il ragazzo, che si è dimostrato coraggioso nel proteggere la propria casa e la propria famiglia, è tornato a scuola, dove avrà un supporto psicologico per superare il trauma. I ladri, che non hanno mai parlato, sembra fossero in 2. Sarebbero entrati dal cancelletto e fuggiti dopo aver tentato di entrare in ogni modo. La famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri, mentre indagano anche per capire se le telecamere abbiano ripreso qualcosa. Esprimo massima vicinanza e massima solidarietà alla famiglia. Noi come amministrazione dobbiamo cercare di prevenire, di migliorare tutte quelle condizioni che prevengano questo tipo di eventi criminosi. L'illuminazione, il maggiore pattugliamento da parte della Polizia Municipale, che sta avvenendo da un paio di mesi come Polizia Municipale del Comune. Sono aumentate le pattuglie anche da parte dei carabinieri.
Ladro solitario in azione nel centro di Padova, nel Mirino, uno dei negozi del lusso di via San Fermo, il Duca d'Aosta. Poco più di 3 minuti sono bastati per arraffare borse e accessori per decine di migliaia di euro, tutto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza. Eccolo, filmato dalle telecamere di videosorveglianza, il ladro solitario è entrato alle 5:24 del mattino nel negozio Duca d'Aosta di via San Fermo a Padova. Coppola calzata sulla testa, viso scoperto, cappotto scuro e guanti bianchi alle mani. Dopo aver ripulito un primo corner del negozio è passato al secondo, quello che vi mostriamo, dove prende borse, accessori e scarpe, ma rigorosamente senza tacco, forse per non rovinare l'altra merce. Un colpo chirurgico, quello messo a segno nella via del lusso padovana, e infatti nei 2 borsoni sono finite borse e accessori Valentino, Céline, Chloé. Un furto iniziato verso le 5:23. Padova si sta risvegliando a quell'ora e c'è poca gente in giro. L'uomo arriva, si guarda intorno, poi dalle tasche del cappotto tira fuori una sega con la punta di diamante e inizia a tagliare il vetro. Si ferma ogni tanto, si riguarda intorno, poi al lavoro finito inizia a dare calci per riuscire a farsi strada. Dopo alcuni tentativi il vetro cede e il ladro entra all'interno. 3 minuti in tutto, il tempo di arraffare merce per decine di migliaia di euro, il danno in via di quantificazione, per poi fuggire. All'esterno di sicuro c'è un complice ad attenderlo con cui l'uomo parlava con le cuffiette che indossava. Nonostante sia perimetrale, nessun allarme è entrato in funzione. A lanciarlo è stata una donna che passava di lì e ha visto l'uomo all'interno del negozio. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Padova che, dopo il primo sopralluogo, stanno passando al setaccio tutte le telecamere di videosorveglianza della zona. Non il primo colpo né in via San Fermo né al Duca d'Aosta. 6 anni fa, nel novembre 2018, un'auto era stata usata come ariete. Vennero poi arrestati 2 ladri. Provincia di Padova, nel mirino dei ladri, nessuna zona esclusa dopo l'Alta Padovana. Predoni in azione tra Maserà, Albignasico e Casal Serugo. Li si vede aggirarsi nel buio con una sbarra di metallo in mano. Il fotogramma che circola nella chat del gruppo Occhi Aperti riprende i ladri che qualche notte fa hanno fatto razzia nel comune di Maserà. Dopo l'Alta Padovana è l'Interland della provincia di Padova ad essere presa di mira dai predoni. Maserà, Albignasego e Casal Serugo, i comuni dove si sono registrati più colpi negli ultimi giorni. Il tantam tra i residenti è scattato nella chat Occhi Aperti, dove sono circolate le immagini dei ladri che si aggirano nella zona industriale di Maserà. Le modalità sono sempre uguali. I ladri agiscono nel tardo pomeriggio a calar del buio. Nonostante gli allarmi, entrano nelle abitazioni e le svaligiano in pochi minuti. Ed ora nel Trevigiano, 15 indagati per 25 truffe o tentate truffe agli anziani. È l'esito di 2 differenti indagini dei carabinieri di Treviso. Dalle malcapitate vittime malviventi, tutti di origine campana, si sono fatti consegnare contanti e gioielli per oltre 170.000 euro. Fatti fermare da una pattuglia e sono stati controllati. All'interno del tubo di Pringles c'erano i soldi che avevano appena ritirato da un anziano. 14 avvisi di chiusura indagini emessi dalla Procura della Repubblica di Treviso sono stati notificati ad altrettanti soggetti di origini campane di età compresa tra i 21 e i 57 anni, dediti alle truffe agli anziani. Il gruppo criminale è finito nella rete dei carabinieri del nucleo investigativo. 21 gli episodi documentati tra settembre 2022 e aprile 2023, di cui 8 solo tentati, per un bottino tra contanti e gioielli di 125.000 euro. Da Treviso a Castelfranco, da Montebelluna a Mogliano, gli anziani cadevano nella cosiddetta truffa della cauzione. Fanno una telefonata a questi anziani fingendosi dei militari dell'Arma dei Carabinieri o dei poliziotti comunque appartenenti alle forze di polizia e chiedono una cauzione che dovrebbe favorire il rilascio di un proprio parente che è coinvolto in un incidente stradale. Pochi minuti alla porta si presenta un finto avvocato che si fa consegnare
ricavare soldi o preziosi. Per non farsi identificare, la banda si serviva di auto noleggiate a Napoli con contratti intestati a terzi, utenze telefoniche fittizie, ma non solo. Trovavano alloggio in luoghi, soprattutto in strutture bed and breakfast parliamo, dove a volte non erano registrati anche con la compiacenza dei titolari, e in più utilizzavano degli espedienti per nascondere appunto il denaro ed evitare di essere controllati e scoperti dalle forze di polizia. Da galoppino, da riscossore di truffatori che usavano sempre la tecnica della cauzione, faceva anche un 56enne, anch'esso napoletano, denunciato nelle scorse ore dai carabinieri di Vittorio Veneto. Tra luglio e ottobre di quest'anno almeno 4 gli episodi nell'Alta Marca, per un totale di 46.800 euro consegnati dalle vittime del raggiro. L'analisi di fotografie, immagini di videosorveglianza, movimenti in taxi e treno hanno permesso di risalire al pregiudicato partenopeo, a cui il GIP di Treviso ha imposto l'obbligo di dimora a Napoli. Indagini sono tuttora in corso per risalire anche agli altri componenti della banda criminale. 17 all'altezza del viadotto autostradale sul fiume Tagliamento alla Tisana in direzione Venezia per un violento scontro tra due mezzi pesanti, di cui una bisarca andata a fuoco e un'auto trovata inaspettatamente schiacciata tra due mezzi pesanti e le lamiere. Illesi 2 autisti, mentre per la persona alla guida dell'auto nulla da fare, morta carbonizzata. In corso di accertamento se all'interno della carcassa ci possano essere altre persone. Sul posto stanno operando i soccorsi. Autostrada chiusa, si registrano al momento 5 chilometri di coda, uscita consigliata a San Giorgio di Nogaro per chi è diretto verso ovest. E allarme bomba in mattinata al centro commerciale di Olmi di San Biagio. L'autore della telefonata in cui si annunciava un ordigno al supermercato è stato riconosciuto dalla voce e sarà denunciato. Ha telefonato al Tiziano intorno alle 10, poche parole per annunciare una bomba all'interno del supermercato Conad, quindi ha messo giù. Immediatamente è scattata l'evacuazione al centro commerciale di Olmi di San Biagio di Callalta, affollato di persone che facevano la spesa o compere per il Natale. Carrelli lasciati tra i reparti del supermercato, clienti e commessi dei negozi della galleria fatti uscire in fretta e furia dall'edificio, dove sono subito intervenuti i carabinieri della vicina stazione e della compagnia di Treviso per effettuare una preventiva bonifica dell'intero complesso, al termine della quale però non è risultato alcun involucro sospetto. La registrazione della chiamata, effettuata con voce maschile da un anonimo, è stata subito acquisita dai militari dell'Arma. Il comandante della stazione di San Biagio ha riconosciuto la voce dell'autore della telefonata. Una pattuglia si è subito recata a casa sua e l'uomo, un 57enne del paese già noto alle forze dell'ordine, ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di aver voluto con quel gesto protestare contro una presunta ingiustizia da parte dell'INPS, ma l'unica cosa che ora otterrà sarà una denuncia per procurato allarme. Morbo del Congo, nasce una task force del Ministero della Salute sulle malattie infettive che seguirà gli sviluppi delle situazioni a partire da quella di questa settimana in Congo. È quanto è stato deciso nella riunione tecnica di questa mattina fra Ministero e Istituto Superiore di Sanità. Gli esperti avranno anche il compito di segnalare alle regioni cosa accade, di dare indicazioni appena ci saranno elementi. Il virologo Fabrizio Pregliasco: non facciamoci trovare impreparati. Febbre alta, mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria ad aggravare il quadro, una forte anemia. Sono questi sintomi della malattia misteriosa che ha colpito una zona rurale del Congo, mietendo diverse vittime, molte delle quali giovani tra i 14 e i 18 anni. Ancora non si sa nulla di questo nuovo morbo. Si brancola un po' nel buio rispetto a quello che potrebbe essere un virus, un batterio. Ci sono casi in famiglia, quindi di contatto stretto, sembrano più colpiti i giovani. Tutto questo fa pensare anche a una malattia, un'infezione, magari una nuova variante di un virus che però ha circolato nel passato, e quindi gli adulti risultano un po', più protetti. Ora bisognerà attendere notizie dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è già mossa. Non bisogna fare allarmismi, ma attivarsi a livello internazionale, spiega il virologo. I dati attualmente a conoscenza sono la punta dell'iceberg di più casi che non sono stati segnalati perché meno gravi. Un team di esperti dell'OMS sta consegnando alle autorità locali medicinali essenziali, kit diagnostici per la raccolta dei campioni, con lo scopo di compiere analisi e determinare rapidamente la causa della malattia. Ora davvero
le ipotesi sono diverse, può essere influenza, può essere il Covid stesso, può essere il morbillo, può essere la malaria, perché c'è anche qui una segnalazione di casi di anemia, oppure varianti di una febbre virale, un'arbovirosi, la febbre di Lassa, che in quei contesti c'è. Inquieta un po' perché la zona è anche vicina all'Angola, un territorio dove ci sono in corso guerre, contestazioni, e quindi dovesse andare in quegli ambiti ulteriormente avremmo difficoltà a contenerla. Ora il rischio dell'Italia è basso, spiega, ma la situazione va monitorata costantemente e il livello di attenzione deve essere alto in porti e aeroporti. Viaggi di piacere in quelle zone o in Congo, per il momento sarebbe meglio evitarli. Sono immagini straordinarie quelle che arrivano da Belluno, dove i volontari del soccorso alpino e speleologico nel giorno del conferimento della cittadinanza onoraria hanno eseguito una dimostrazione delle manovre di recupero in parete calandosi dal campanile del Duomo. Uno spettacolo mozzafiato come non se n'erano mai visti prima, e pensare che per i volontari del soccorso alpino e speleologico il calarsi da pareti vertiginose in condizioni sovente, critiche e severissime per soccorrere persone in difficoltà è ordinaria amministrazione. Ha lasciato a bocca aperta la folla assiepata sabato sera ai piedi del campanile di Piazza Duomo, oltre che al mattino all'ospedale San Martino, la dimostrazione pubblica di che cosa significhi il soccorso in montagna, svolta in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Belluno al corpo del soccorso alpino nel 70° dalla fondazione. Orgoglio e profonda gratitudine, ha detto il sindaco Oscar De Pellegrin durante la cerimonia che ha sancito l'eterna riconoscenza della città verso chi per puro spirito d'abnegazione si prodiga quotidianamente e gratuitamente per salvare la vita altrui rischiando la propria. Ci siamo ritrovati a movimentarci lungo l'angelo del campanile, che di per sé è il simbolo di Belluno e che spesso viene ritratto con lo sfondo della montagna simbolo dei bellunesi. In questo modo abbiamo voluto ritrovare quel connubio tra l'angelo del campanile e la schiara, connubio che rappresenta l'alpinismo bellunese. Una trentina i soccorritori presenti. La prima calata dall'angelo sommitale al ballatoio della cella campanaria, proseguendo con ulteriori calate di tecnici, personale cinofilo al completo, di un soccorritore con un'infortunata e della barella, terminando con l'allestimento di una teleferica per riportare tutti a terra sani e salvi, tra lo stupore generale di chi ha assistito alle operazioni. 240.000 le persone soccorse dal 1954, numeri straordinari ed eppure non ancora esemplificativi dell'intangibile senso di protezione che gli eroi silenziosi della montagna, ora cittadini onorari, infondono in chi la frequenta. Un momento sicuramente importante e significativo per il soccorso alpino nazionale e bellunese nello specifico. È ripartita la rubrica dedicata a voi e alla natività realizzata dai nonni, nipoti, genitori e associazioni. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se vorrete potrete fare una breve descrizione del presepe e registrare anche i vostri auguri. Il numero WhatsApp è sempre lo stesso: 351 1755 340. Specificate il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. E dunque il tuo presepe. Partiamo questa sera con i video delle natività del piccolo Alessandro Martin di Breda di Piave, nonna Claudia Carniato da Treviso, i piccoli Rachele e Isacco da Crocetta del Montello ed infine il presepe di Stefano Artuso da Preganziolo. Per Alessandro Martin.
Siamo Rachele e Isacco da Crocetta del Montello. Vi auguriamo buon Natale e felice anno nuovo. A me non rimane che salutarvi, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie, arrivederci.